Disturbo della quiete pubblica per un cantiere notturno all'interno della stazione centrale di Agrigento. Sono state decine i cittadini che si sono rivolti al Codacons di Agrigento, molto ansiosi al limite dello stato psichico, e hanno lamentato la stessa cosa. Da settimane non riescono più a dormire per un cantiere notturno molto rumoroso all'interno della proprietà RFI presso la stazione centrale di Agrigento. Non aggiungiamo altro, il video dice tutto. Il disturbo della quiete pubblica, continua il Codacons di Agrigento, si verifica quando in orari prestabiliti dai regolamenti di diverso tipo si è disturbati da suoni talmente fastidiosi da poter provocare danni alla salute psicofisica delle persone. Si tratta ad esempio della musica ad alto volume di un locale notturno, schiamazzi eccessivi nel cuore della notte, un animale particolarmente agitato che non la smette di farsi sentire in orari durante i quali si dovrebbe riposare. Per la legge è vietato creare rumori che superano la soglia di tollerabilità in determinati orari e si può parlare allora di disturbo alla quiete pubblica. Nel caso di disturbo della quiete pubblica verso un singolo individuo, il caso è regolato dal codice civile. Nel caso di disturbo che coinvolge un gruppo di persone, il danno viene punito anche penalmente.